La squadra dell'UDC, dell'Unione di Centro, per Stefani presidente, ed è una squadra che ha nel proprio principio, nel proprio DNA, la persona al centro. Quindi la priorità sono le politiche sanitarie, le politiche sociali, politiche sociosanitarie, che significa l'attenzione da una parte per i nostri figli, per i nostri bambini, dall'altra per la famiglia, ma senza dimenticare quello che è il percorso di vita, quindi il lavoro. Senza lavoro non c'è dignità, quindi le nostre imprese e di conseguenza quello che è l'aspetto territoriale del nostro Veneto e quindi l'ambiente, le città d'arte tipo Verona, ad esempio il lago e tutto quello che ne consegue. Però se non si parte dalla persona non si va da nessuna parte. Noi vogliamo essere vicino a chi ha bisogno, non lasciamo nessuno da solo. Il senatore De Poli non ha dubbi, il centrodestra vincerà le elezioni e dunque Alberto Stefani sarà il presidente della Regione Veneto, anche grazie all'appoggio dell'UDC, l'Unione di Centro, che al centro vuole riportare la persona. In Piazza dei Signori la foto della sua squadra per la provincia di Verona e all'esterno del Mastino Bistrò i candidati si sono presentati spiegando motivazioni, obiettivi e priorità. Il territorio mi ha dato tanto e sento il dovere di restituire. Filippo Spadafora è il capolista, in corsa per un posto nel Consiglio regionale anche l'ex sindaco di Oppeano Pierluigi Giaretta.